Buonasera a tutti e tutte, grazie. L'anno scorso, al Salone del Libro di Torino, come ogni anno, c'erano una nazione e una regione ospiti. Mi piacerebbe dire che eravamo lì in veste di nazione, ma lì ci chiamano regione, e quindi eravamo ospiti per quell'aspetto lì. La nazione era l'Albania, se ve lo state chiedendo. Cosa fanno regione, nazione e ospite? Hanno a disposizione uno stand più grande degli altri, nello specifico la regione ha uno stand nel padiglione Oval dove succedono le cose e ha un suo palinsesto parallelo, un cartellone di eventi che è l'occasione un po' per raccontarsi, per dire qual è lo stato dell'arte, della letteratura e dell'editoria in quel determinato luogo, contesto geografico. Io ero lì come nuova voce della narrativa contemporanea sarda. C'era una tavola rotonda, insieme a me altri 5-6 fra autori e autrici e un moderatore che faceva la stessa domanda e poi ripetevamo a turno, rispondevamo a turno. Mi pare fosse l'ultima domanda, a un certo punto gli prende il marzullianismo: sei sardo perché scrivi o scrivi perché sei sardo? Che voleva dire in qualche modo, ma tu sviluppi la tua coscienza nazionale per il gesto intellettuale che fai, oppure con il tuo gesto intellettuale contribuisci alla creazione di una coscienza nazionale? Non so se avesse consapevolezza di questa cosa, però a un certo punto noi abbiamo risposto per quella cosa lì. E mentre lui formulava la domanda nella forma semplice, a me è balenata la risposta, che poi suonava forse a effetto, però in realtà era molto spontanea, perché derivava da una serie di ragionamenti fatti da molti altri e molte altre prima di me, una fra tutte Michela Murgia, e l'ho condensata e quando toccava a me rispondere, prima di fare un'argomentazione de gabbale, come diciamo a Nuoro, fatta un po' con cura, ho detto: io probabilmente, se non fossi sardo neppure scriverei. E poi gliel'ho spiegata. Tutti i pensieri che si sono condensati prima di quella risposta sono il fondamento delle poche cose che cerco di condividere oggi. Intanto io non so se effettivamente sia un pregiudizio, un luogo comune pensare che scrivere romanzi sulla Sardegna sia inutile. Forse è più un preconcetto, un dubbio, davvero un luogo comune il porsi la domanda se effettivamente la letteratura serve a qualcosa, se generi utile, se sia utile davvero. E poi da qui forse partirei per dirvi le altre cose che penso sui romanzi sulla Sardegna. La letteratura secondo me serve ad andare da qualche parte, a essere condotti da qualche parte. E l'unica domanda che a me sembra sensata, che sembra sensato rivolgere a qualcuno che ha appena finito di leggere un romanzo è: dove sei stato? Dove sei stata? Poi non è che gliela rivolgo perché sembro matto che gli chiedo, cioè è lì a fianco che legge il libro. Però profondamente il cambiamento è davvero di spostamento. Cioè un buon libro a un certo punto ti conduce verso un angolino di anima, di mente, di umanità e ti fa dire: ah, io quel dolore preciso, specifico, una volta l'ho sentito. Io quella guerra non l'ho combattuta, però probabilmente mi sarei sentito così. E quell'amore finito probabilmente mi avrebbe fatto quel dolore lì. Quindi mi sposta, mi rende un po' più umano, mi riempie, mi perfeziona l'umanità, che non è una cosa da poco, mi sembra abbastanza utile. Nel mio panorama di cose utili è una delle cose più utili che ho imparato a fare. E quindi forse il talk potrebbe finire qui, perché sillogismo molto facile, la letteratura è utile, i romanzi sono letteratura, i romanzi sono utili, basta aggiungere un po' di Sardegna e vanno bene. No, l'idea di Sardegna fa la differenza e rende questa favola di Schrödinger, no? Che sia vera che falsa allo stesso momento. Perché dipende da che Sardegna ci mettiamo dentro. È molto suggestivo sempre venire in Sardegna, dall'esterno soprattutto, perché c'è questa specie di alone, tipo Isola di Lost, che ammanta il nostro territorio di mistero, di ancestrale, di antico, di fatato, di acqua cristallina, di cinghiali che si fanno il bagno, di ospitalità, di ginepri piegati dal vento, di vecchi 125enni. Tutto è vendibilissima questa cosa.
cioè ti conduce in un posto, che è un posto fisico, ma io quando parlo di dove sei stato non parlo di posti fisici, perché alla fine della lettura del libro la trama non conta, i personaggi non contano, chi è vivo, chi è morto, se si sposano, se l'assassino è il maggiordomo non conta niente, dove sei stato è un'altra cosa. E invece sembra che a un certo punto, siccome c'è un'aura attorno agli scrittori e alle scrittrici sarde, che li fa sembrare tipo, è certo che scrivete bene, perché guarda dove vivete, cioè avete sicuramente materiale per raccontare. Sottintendono che abbiamo probabilmente un parente latitante, una nonna che sa una formula magica per guarire, viviamo in un bosco dove le Llanas ci portano il miele per fare le cevade e così via. Il dramma è che a un certo punto gli autori e le autrici sarde a questa cosa ci credono. E i libri così li scriviamo e li vendiamo, ma a manetta ne vendiamo molti. E li leggiamo pure. Però quando leggiamo quel romanzo ci chiedono dove sei stato? Da nessuna parte. Dov'ero sono rimasto? Avevo un preconcetto e me l'hai confermato. Ci guardano in un modo e noi facciamo di tutto per assomigliare al modo in cui ci guardano. E questo non è che è inutile, questo è lesivo della nostra dignità, di persone, di autori, di lettori e di popolo. Soprattutto quella Sardegna lì, che è quella che raccontano già dall'esterno, non è vera, lo sappiamo, qua ne ridiamo, lo sappiamo perché abbiamo più militari stranieri che banditi, più antidepressivi che formule magiche, bambini che non vanno più a scuola, siccità devastante, slot machine, alcolismo, violenza in crescendo. Tutta questa roba è brutto, rende gretto il mestiere dello scrittore, ma è perfetta per fare letteratura. Perché dal dolore ci scopriamo più umani, dalla profondità di quando ci sentiamo piccolissimi sorgono, crescono e si diffondono i grandi romanzi. Io non credo che scrivere romanzi sulla Sardegna sia utile, io credo che sia essenziale, che sia l'unico modo di gettare pilastri dalla nostra immaginazione di persone capaci di dirsi degne quanto le altre, che abitano in altri posti, di inventare il loro immaginario personale. E dobbiamo uscire dallo schema per cui la letteratura sarda è grande perché è sarda, perché è ambientata qui. Perché se no è come dire che il giorno del giudizio parla di Nuoro, e Colombi e Sparvieri parla di Orune, Cenere parla di Fonni. No, parlano di dove ci porta quella cosa lì, di quanto si soffre. È scritto da persone che hanno capito che questo posto è valido come gli altri per trasformarsi in una lente per generare visioni del mondo. Poi gli editori lo capiscono, perché tanto vogliono vendere i libri e già li vendono. Io quel giorno a Torino ho risposto con quella frase molto semplice, perché smettessimo, perché questo posto da sempre subisce narrazioni che hanno fondamenta dall'altra parte del mare. E invece io volevo fare il mio piccolo contributo per fare la narrazione nostra, il racconto nostro, che poi era in realtà un piccolo modo per preservare la mia libertà. Grazie.